11ª giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Al comunale di Chiampo scendono in campo l'Arzignano Valchiampo e la Virtus Verona. Dirige l'incontro il signor Zecchinato, coadiuvato dai signori Sandri e Bosco. Calcio d'avvio della Virtus. Al 13° d'azione di calcio d'angolo, la Virtus si porta in vantaggio con Saccomani. Al 17° Campominosi viene affrontato da Fantini in area e Zecchinato fischia il calcio di rigore. Alla battuta va Penzo che segna 1-1. Nell'esultanza, i ragazzi dell'Arzignano dedicano un pensiero al portiere Nardi infortunato. 23°, Leuci batte una punizione dal limite, la sfera sorvola la traversa. Un minuto dopo Zec supera Freddi con un preciso pallonetto e porta in vantaggio l'Arzignano. Ventiseiesimo, Ambrosi dalla fascia crossa in area. La sfera arriva a Squarzoni che di testa mette a lato. Leuci crossa dalla fascia. Zulian respinge di pugno e Marconcini al volo conclude di poco alto sull'incrocio dei pali. Sempre dalla sinistra il cross di Olivieri. Marconcini ci riprova, ma la difesa spazza l'area. Al 32° il primo episodio che condizionerà l'intera partita. Conti affronta dalla Barba in area, lo mette giù. L'arbitro fischia ed estrae il cartellino rosso, assegnando il calcio di rigore. Sul penalty nessun dubbio, ma il rosso sembra eccessivo, perché non si può considerare fallo da ultimo uomo, in quanto accanto alla sfera ci sono due difendenti, Fantini ed Olivieri. Alla battuta va Dalbon, che spedisce la palla alta sulla traversa. Al 37° Zecchinato estrae un altro rosso diretto per fallo di Fantini e la Virtus prosegue la gara in 9. 39°, Zec fugge sulla corsia di sinistra e serve in aria Dalbon, che viene anticipato dall'uscita di Freddi. Al 41° Olivieri a calciare una punizione dal limite, Zulian devia in angolo. 43°, dalla Barba prova la conclusione, Freddi blocca a terra. 47°, Masiero scodella in area, Dalbon di testa mette in rete, ma l'arbitro annulla per fallo su Olivieri. Il secondo tempo riprende con la battuta dell'Arzignano. Dalla Barba prova il tiro dalla lunga distanza, Freddi devia in angolo. Un minuto dopo è Dalbon a portare il risultato sul 3-1. Al 6° ci prova Penzo, palla a lato. 10° minuto, Milosavljevic recupera palla a centrocampo, poi la sua conclusione finisce al lato di poco. Al 15° sugli sviluppi di calcio di punizione, Penzo di testa manda la sfera di poco al lato dalla porta. 19°, Dalbon riceve in area, finta e tiro in rete, 4-1. Antolini per Pasquariello che fa filtrare per Milosavljevic. Tocco per d'eredità, il suo cross è deviato in angolo da Parisotto. Al 28° Dani conclude dal limite e porta il risultato sul 5-1. 37°, D'Eredità imbastisce l'azione dalla propria metà campo. 1-2 con Pasquariello. Tenta il passaggio filtrante, la sfera gli ritorna ed il suo tiro finisce in rete a fil di palo. Un minuto dopo tenacemente Milosavljevic recupera palla, ma la conclusione è facile preda di Zulian. Penzo offre la palla a Dani che spedisce al lato. Al 46° occasione per Buoso che conclude fuori dallo specchio della porta. Partita storta per la Virtus, condizionata dalle 2 espulsioni. I ragazzi di Mister Facci dovranno rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima gara. Buona la prestazione dell'Arzignano, che pur decimata ha conquistato 3 punti che la proiettano al 5° posto in classifica. A tinte chiaroscure la prova del direttore di gara.
Sull'ultimo tentativo di Tognon su calcio di punizione, la gara si conclude.